chiesto Vediamo scusa cosa fai davanti a dopo. tutti. Ti ho invitato a scendere, così come non potevi viaggiare per me, capito? E tu hai dato di naso, mi hai offeso, sono Signori, di merda. E sono siate come testimoni, testimoni di o quello che è scendi o non successo. si parte, cosa devo dirti? Guarda, per favore. Cioè, no, non troppo ti non è schiato per tomare penetriva 5 Ah, Gli autisti degli autobus extraurbani non sempre si trovano ad affrontare situazioni semplici, ma talvolta si trovano a dover affrontare persone che non hanno alcun rispetto nei confronti di chi sta lavorando. Ed è successo questa mattina a un autista di Arriva Veneto partito con la corsa delle 9 da Sottomarina verso Venezia. All'altezza della fermata di Rosara, due individui hanno cominciato ad offenderlo con vari epiteti, o meglio, con tutte le offese possibili, ha affermato un presente, arrivando a bestemmiare. Un passeggero e l'autista li hanno quindi invitati a scendere con le dovute maniere. L'autista aveva già provveduto a chiamare le forze dell'ordine, ma mentre queste tardavano ad arrivare dalla caserma, nonostante si fosse unito un altro passeggero a dare manforte, in un tafferuglio i due si sono divincolati e attraversando la strada statale 309 Romea si sono dileguati. Tornati a bordo, non essendo sufficiente ciò che era accaduto, un altro passeggero ha cominciato a piantare grane, in quanto si rifiutava di mettere la mascherina che sui mezzi pubblici è ancora obbligatoria. Al ritardo si è accumulato quindi altro ritardo per tutti gli altri passeggeri che di questi spettacoli farebbero volentieri a meno.